Allora, io non so quanti di voi sono appassionati di calcio, però voi sapete che stasera c'era la finale di Champions League, la Juve ha perso, però fermi, c'è comunque una buona notizia, perché la squadra della Novi Ligure di pallavolo è passata in B1, quindi allora ragazzi, facciamo così, c'è per caso tra di voi così, ma è una curiosità, perché io non sono esattamente di Novi Ligure, si capisce? Di dove sono secondo voi? No, sono ragazzi, allora, qua vicino c'è l'autostrada, andate a giocare lì e ci vediamo dopo. Allora, no, io sono pugliese, per la precisione sono barese da parte di mia madre e foggiano da parte di un amico di mio padre. Allora ragazzi, come vi trovate con le poste qui a Novi Ligure? Io lo so che voi vorreste dirmi tante cose, perché in realtà voi, come molti altri italiani, siete ancora un po' influenzati dalle parole che furono a suo tempo del nostro ex ministro Brunetta. Lo ricordate Brunetta? Spiego per chi lo avesse dimenticato, Brunetta era quel ministro talmente basso che ha fatto il militare nel Risico, che sosteneva, pensate, che negli enti pubblici e quindi anche alle poste non si lavora. Guardiamo, ma voi vi pensate che noi alle poste non lavoriamo? Oh, ma siete imbalsamati, sì. Guardiamo, una volta era così, mo alle poste sono cambiate le cose. Io lavoro a Milano, mo vi racconto la giornata di uno che lavora alle poste. L'altra mattina arrivi in ufficio bello, calmo, tranquillo, sorriso sulle labbra perché già il lavoro è pesante di suo. Arriva il mio caporeparto e mi fa: senti, come mai ieri non sei venuto a lavorare? Dico: perché hanno cremato mia suocera. Fa: Madonna Santa, mi dispiace, come è morta durante la cremazione. Dopo un po' torna e mi fa: ho detto che? Fa: ma ti rendi conto? Guarda come dorme Nicola. Dico: beh scusa, ma tu mi svegli per dirmi una minchiata del genere? Dopo un po', perché quando uno ti deve rompere le palle, torna e mi fa: senti, ma non te l'ha detto nessuno che qua si comincia alle 8 di mattina a lavorare? Ho detto: sì, me l'ha detto Tonino. E quindi ho capito la battuta e ho riso. Dopo un po' torna di nuovo, mi fa: Bruschetta, quante volte te lo devo dire che qua... Ma cazzo, ma qua li drogate da bambini, no? Dopo un po' torna e mi fa: Bruschetta, quante volte te lo devo dire che quando si lavora non si deve fischiettare? E chi stava lavorando? Fa: guarda, di là c'è Pino che dice che 4 ore che gli manca poco per finire un lavoro. Dici: vai a vedere che vuoi. Allora va di là e dico: Pino, ma che è sta storia, 4 ore, nessuno che ti viene a aiutare? Oh, vedi che basta chiamare. Ma no, perché qua siete tutti dei bastardi, quando vedete qualcuno in difficoltà vi imboscate tutti. Io è 4 ore che mi manca una domanda per finire il cruciverba. Ho detto: Pino, poche chiacchiere, qual è sta domanda? Allora la domanda è: le donne ce l'hanno una volta al mese e gli dura 5 giorni, cos'è? Dico: Pino, è facile, è lo stipendio del marito. Fate, dai, è una mano contro l'altro, allora non è che... Tra l'altro l'ultimo morto per applausi sarà alla fine del Settecento. Torno di là, mi rifermo al mio caporeparto, mi fa: senti, ha telefonato Franco, dice che si è messo in malattia, non viene a lavorare perché c'ha il gomito del tennista. Dico: Madonna Santa, e mo'? Niente, se il tennista paga il riscatto gli ridà il gomito. Devi fare il suo giro. Mo' piglio il motorino, 8 di mattina, circonvallazione di Milano. Conoscete il traffico di Milano? Stavano 49 km di coda. Voi pensate che a Milano certe volte in macchina si va talmente piano, ma talmente piano, che la gente prende, fa le foto agli autovelox e poi manda le multe al comune. Poi, come se non bastasse, ci si è messa pure la nebbia. Ora, onestamente, quando c'è la nebbia, a me non è che dispiace più di tanto, perché almeno parto alla pari con gli altri. Non so se si vede, ma io ci vedo talmente poco che i cani guida mi mandano il curriculum. Comunque, a quel punto vado avanti, arrivi il
prossimità di un semaforo, il semaforo era rosso, si affianca una signora in macchina, tira giù il finestrino e mi fa: scusi, sa, mio figlio ha vinto il concorso alle poste, per caso lei sa se stanno già assumendo? Dico: ma signora, credo di sì. Fa: oh, meno male, perché sa, sono stufo di vederlo dormire e leggere il giornale tutto il giorno. Ho detto: signor, è sicuro che non c'è già in servizio? Vado avanti e arrivo in prossimità di un palazzo tutto sgarrubato, tutto diroccato. Entro e comincio: posta? C'è nessuno, posta? Si avvicina un muratore bergamasco e fa: uè, otta, potta, fotta, otta! Per fortuna che poi è arrivato un muratore senegalese, se no mica lo capivo che il palazzo era in costruzione. Dopodiché riprendo il motorino e riprendo a fare il giro. Ora vi faccio una domanda semplicissima: cosa deve fare il postino per consegnarvi, recapitarvi qualcosa per accertarsi che voi siate in casa? Bravo! Mo io non lo so qua a Novi Ligure, a Milano i citofoni sono una cosa vergognosa. I nomi sono scritti in piccolissimo. Oh, io già ho i cazzi miei. Io passo le giornate così attaccato al citofono. L'altra mattina è passato un bambino con sua madre e fa: mamma, guarda, c'è l'uomo ragno. Io le ho letti talmente graduate che se mi incontro un generale si mette sull'attenti. E c'è sempre, ce l'abbiamo tutti nella nostra cerchia di amici, un amico, fateci caso, che chissà perché è convinto di sapere sempre qualcosa in più degli altri, vero? Ed è quindi convinto di avere sempre il consiglio giusto da darci. E allora un mio amico mi fa: beh, ma scusa, ma per quanto riguarda quel problema agli occhi, ma perché non provi a fare il trapianto? No, io il trapianto l'ho già fatto, ma mi sa che il donatore era Ray Charles. Oppure mi fa: beh, ma quantomeno per una questione estetica, scusa, ma perché non provi a mettere le lenti a contatto? E perché per mettere le lenti a contatto mi devo togliere gli occhiali, e come cazzo le trovo le lenti a contatto? Quelle poche volte che azzecco il citofono mi rispondono le persone più improbabili. Citofono, mi risponde la sera, mi fa: chi è? Dico: buongiorno, sono il postino. E che vuole? Signora, guardi, faccio la verticale sul pianerottolo e me ne vado. Citofono, altro fa: chi è? Buongiorno, sono il postino. A che piano abita? Al primo. Che fa, sale? No signore, scendo, sto citofonando dal tetto. Citofono, altro fa: chi è? Buongiorno, sono il postino. Gentilmente mi fa salire? Ah? Ma non è che poi sale e mi rubo la pensione. Signore, io già rubo lo stipendio. Citofono fa: chi è? Buongiorno, sono il postino. Me lo dimostri. Dicevo: guardi, rientro oggi dopo un anno di malattia, le apro subito. Citofono fa: chi è? Faccio: buongiorno, sono il postino. Ah, e non può passare domani. Signora, guardi che il postino è come la fortuna, a volte passa una volta nella vita. Fa: sì, ma la fortuna è cieca. Se no dovrebbe vedere come sto combinato io. Finalmente, dopo tutte ste donne, mi risponde un uomo tutto incazzate, tutto ingraffato, mi fa: chi è? Ho detto: voglio stai calmo, sono il postino, ti devo dare una multa. Non la voglio la multa, portatela indietro. Sì, ma guardi che poi devi pagare la mora. Chi se ne frega, meglio pagare una zoccola che una multa. So cambiate. Torno in ufficio, mi riferma il mio caporeparto e mi fa: senti, ma come mai domani mi hai chiesto un giorno di ferie? Dico: è perché mia moglie è convinta che ci sarà il terremoto. Fa: scusa, ma tu ci credi? Certo, gli animali lo sentono prima. Ma guarda, oggi è la giornata della visita oculistica, l'oculista ha visitato tutti, manchi solo tu, vatti a far vedere. Allora vado dall'oculista: buongiorno, mi fa: si accomodi, mi fa: si copra un occhio con una mano. Fa: mi dica cosa vede? Dico: guardi, sforzandomi al massimo a malapena la mano che mi copre l'occhio. Fa: ma mi tolgo una curiosità, ma lei quegli occhiali li porta dalla nascita? No, prima. Pensi che ho rotto le acque con le stanghette? Allora mi fa: guardi, le prescrivo un paio di occhiali nuovi, vada in negozio da un ottico e se li faccia fare. Allora piglio 2 ore di permesso al lavoro, vado in negozio dall'ottico, lo vedo, gli vado incontro, dico: buongiorno, sarei qui per un paio di occhiali nuovi. Lui mi guarda e mi fa: ma lei ha problemi di vista? Dico: ma va?
Che cosa glielo fa pensare? Perché io sono il fiorista, l'ottico al negozio di fianco. Allora, finalmente riesco ad andare dall'ottico, mi fa vedere degli occhiali molto belli, li ho acquistati, insomma ero veramente contento, ho detto vabbè, per festeggiare vado a mangiare qualcosa al ristorante. Ora, io sono una buona forchetta, questo lo vedete anche voi, il problema è che io ho sempre fame, a qualsiasi ora del giorno, della notte, io ho sempre fame. Ieri un mio amico mi fa, ma scusa, ma se non riesci a non mangiare, vai almeno a fare una sauna, così qualche chilo lo perdi. Allora, siccome di questi tempi i soldi ce ne sono pochi, sono andato a fare una sauna cinese. Appena sono entrato ho cominciato a cercare. Ho detto, cazzo, con tutto sto vapore ci saranno 2 ravioli da qualche parte. No, grazie. E insomma, anche perché insomma poi quando arrivi a 40 anni la salute diventa importante. Io, insomma, ultimamente mi sono un po' spaventato perché sono andato a fare gli esami del sangue e proprio ieri mattina sono andato a ritirarli, sono andato dal medico e ho detto, dottore, in tutta sincerità mi dica come sono combinato. Mi fa, guarda, di questo passo è a rischio pur la reincarnazione. E comunque io sono anche un appassionato di ristoranti, io amo i ristoranti, sono proprio un cultore della ristorazione. Io anzi per un certo periodo della mia vita ho anche lavorato in un ristorante, facevo il bidone dell'umido. Allora vado al ristorante, mi accomodo al ristorante, arriva il cameriere e dico, buongiorno cameriere, oggi che cosa mi consiglia? Un altro ottico perché sono il fiorista di prima. Allora guardo l'orologio, vedo che manca ancora un po' lo scadere del permesso, ho detto, beh, sai che faccio? Vado a prendere mio figlio all'asilo. Mio figlio è la cosa più bella scaturita dalla relazione tra me e quel cesso di mia moglie. Mia moglie si chiama Patti, che è il diminutivo di pattumiera. Io non mi dimenticherò mai le litigate che ho dovuto fare con quella donna per decidere come chiamare mio figlio. Ora, naturalmente, io da buon meridionale avrei voluto si chiamasse come mio padre. Solo che lei ha cominciato, no, che magari non ne abbiamo più un altro, voglio che nel nome abbia anche qualcosa che ricordi mio padre. Morale della favola, suo padre si chiama Rosario, il mio si chiama Marino, l'abbiamo chiamato Rosmarino. Allora vado davanti all'asilo, vedo uscire tutti i bambini, a un certo punto vedo uscire mio figlio, gli vado incontro, un abbraccio di camore. Hai visto che papà ti ha fatto la sorpresa e è venuto a prendere? Lui mi guarda e mi fa, ma io non sono tuo figlio, sono il figlio del fiorista. So cambiate le cose, voglio. Torno in ufficio e vedo un via vai di gente, tutti che andavano avanti e indietro. Ho chiesto al mio caporeparto, ma che sta succedendo? Mi fa, guarda, è arrivato il nuovo direttore, vuole tutto il personale del salone che deve fare il discorso di insediamento. Caspita, noi siamo trovati tutti nel salone, giustamente eravamo tesi, emozionati, insomma, arriva il nuovo direttore, esce il nuovo direttore, abbiamo cominciato a far la ola, tutti che sventolavano il certificato di invalidità. Prende la parola il nuovo direttore e fa, io mi rivolgo solo a chi ha voglia di lavorare. Ci siamo guardati e mi ho detto, scusa, ma questo che cazzo ci ha chiamato a fare? Dice, basta con questi ritardi, il vostro orario è dalle 8 alle 14. Chiunque, e dico chiunque, arriverà anche un solo minuto dopo le 8, salterà la pausa prevista dalle 8:10 alle 13:50. Ho detto, cazzo, ma questo è fascismo però. Dice, e anche i nostri furgoni sono sempre in ritardo. In effetti su questo ha ragione. Pensate che in base a una recente statistica hanno stabilito che la maggior parte delle rapine ai furgoni postali saltano perché i rapinatori si rompono le palle di aspettare. Dopodiché si rivolge a me personalmente e fa, Bruschetta, com'è possibile che lei l'anno scorso ha fatto 11 mesi di malattia? Perché l'altro l'ho fatto di ferie, signor direttore. Sono cambiate le cose, grazie! Eccolo qua, Palco come alla Sanremo, sale adesso sul palco numero 03. Esatto, Daniele! Racco! Buonasera, buonasera anche da parte mia, come va? Che accoglienza meravigliosa, no?
Allora, mi presento subito per quelli che non mi conoscono, anzi facciamo un piccolo sondaggio. Quanti di voi hanno già visto il mio spettacolo dal vivo? Dal vivo è come stasera, per alzata di mano? 7. Siete venuti tutti con la stessa macchina? No, ok. Quanti di voi invece hanno visto le puntate di Zeligoffo, Zelico, Zelicuno, dove c'ero anch'io, qui so che sarà una specie di plebiscito? 7. Un po' di più. Allora, vi presento per quelli di voi che non mi conoscono, da Ieracco, 43 anni e... 43 a luglio, lo so, li porto male. Avresti diritto di più? Come di più? Scendo giù e ti meno adesso. Comunque, una cosa che insomma ci tenevo a dire, così voglio cominciare con una data e capire insomma il grado culturale. 18 luglio 1972, è una data che so così su due piedi non vi dirà nulla, invece è molto importante per la storia dell'umanità. Sono nato io, questo è importante. Alle 5 del mattino, volevo rompere palle da subito, quindi l'ho fatto bene. Sono nato a Savona da genitori calabresi. Anni 70, terrone. Non era facilissimo essere figlio, lo dico, di terroni negli anni 70 al nord. Come posso spiegarlo in modo che voi capiate bene come vivevamo noi? E anche in tema. Negli anni 70 al nord i negri eravamo noi. E circolavano le stesse leggende incontrollate, si dicevano cose assolutamente non vere sui meridionali e sui calabresi in particolare. Si diceva ad esempio che i calabresi coltivassero il basilico nelle vasche da bagno. Ma quando mai? Ma chi l'ha mai usato il basilico? Era peperoncino, noi il basilico non lo usiamo. Il basilico lo usano i genovesi, ci fanno il pesto, che è genovese per forza, c'ho la prova provata, è l'unica salsa per la pasta che non necessita l'uso del gas, può essere solo genovese. Ok, le stesse leggende, le stesse cose, c'era la stessa diffidenza, la stessa paura del diverso, perché poi il razzismo è questo, è paura del diverso, di ciò che non riconosciamo, è per quello che si esprime soprattutto con il colore della pelle. È vero, no? E siamo tutti un po' razzisti, oh non qui non stasera, a casa tua, quando sei da solo e non ti vede nessuno e guardi Studio Aperto, che è fatto apposta per tirare fuori il Salvini che c'è in te. E ti fanno vedere sempre quel servizio con la musica melensa, dove si vede il rom che ha investito la gente e tu sei lì con la tua rabbia che ti grigni i denti e dici negre de merda, ma è un rom, non è nero, negre de merda. Però lo puoi fare se sei da solo a casa, questo è importante, Se hai dei bambini piccoli non potete farlo con i bambini a casa, non potete essere razzisti a casa vostra se avete i bambini, no, perché i bambini, vedi, i bambini sono come le spugne, assorbono e rilasciano, di solito al momento sbagliato. Per cui il giorno dopo il tuo piccolo bambino va a scuola, va dal suo compagno di banco Aziz, perché l'integrazione, fatevene una ragione, c'è già, e gli dice: Aziz, il mio papà ha detto che sei negro di merda. Incontri scuola famiglia, preside, maestre, casini. Guarda che succedeva, io l'ho vissuta sta cosa qua sulla mia pelle, perché succedeva anche negli anni 70 con noi calabresi. Io avevo un compagno di classe, Matteo, il nome casuale, che ogni volta che mi incrociava nella classe mi guardava male e mi diceva: mafioso, te sei un mafioso. Me l'ha detto il mio papà, che quelli che vengono da quel posto stralontano dove vieni te sono tutti mafiosi. È ignoranza questo o no? È ignoranza questo o no? È ignoranza, perché quelli sono i siciliani, noi abbiamo l''ndrangheta, che è una cosa diversa. No, se poi vogliamo confondere la con la seta facciamolo pure, però. Che poi questa parola negli anni 70 riferita ai calabresi, 'ndrangheta, non si diceva neanche. È vero o no? È venuta fuori dopo 'ndrangheta. Se quando io dico questa parola qua, il gelo, la calaverna che si crea, 'ndrangheta, la gente già... Perché la Lega subito qualcosa di terribile. Ok, togliete il concetto che esprime questa parola, ascoltate solo la parola senza il suo significato. 'Ndrangheta è buffa. Dai, sembra un accordo di flamenco. 'Ndrangheta, ci sta, precisa. E negli anni 70 questa parola riferita ai calabresi non si diceva nemmeno. Noi eravamo famosi nel mondo, ma per ben altre cose. I calabresi erano conosciuti con grande orgoglio nel mondo per i sequestri di persona, come portavamo via la gente noi. Una tecnica, uno stile, un'eleganza. Corde di nylon per non lasciare il segno. Oh, a dire il vero, a contenderci questo primato c'erano anche i sardi.
Anonima calabrese, anonima sarda. Ne pigliavamo noi uno il giovedì, il venerdì ne pigliavano uno loro. Era una guerra senza quartieri. Io adesso non voglio fare del campanilismo facile, ma anonima calabrese nettamente superiore. Se non altro per una sorta di questione morale e per il trattamento del prigioniero. Andate a cercare i vecchi articoli degli anni 70 dove c'erano i sequestrati dall'anonima calabrese. Quando li mollavano avevano preso tutti 4-5 kg. Perché in Calabria comunque te lo mangi. Anche se ti abbiamo rapito, mangi. Ora ti sbavaglio e mangi. I sardi no, i sardi erano banditi tu curi, i sardi erano banditi e basta, non avevano un minimo di questione morale. Ho la prova provata, i sardi osarono alzare le mani su quello che è considerato il più grande poeta del XX secolo. I sardi osarono rapire Fabrizio De André, che lascia perdere la questione morale, ma proprio dal punto di vista squisitamente tecnico-criminale. Ma come ti viene in mente di rapire un genovese? Dove l'hai partorita quest'idea così stupida? Ma tu te lo immagini il viaggio verso il nascondiglio con sto genovese legato dietro che gli faceva ma non c'ho una lira. Ma avete sbagliato, l'ultimo disco non ha venduto niente. Spende tutto Dori Ghezzi, diglielo un po'. Avete sbagliato cantautore, Gino Paoli, quello con i sacchi in Svizzera, io non c'ho una lira. A proposito bandito, avresti una sigaretta? Però erano belli gli anni 70, io me li ricordo. Devo dire che poi il mio compagno di classe Matteo a un certo momento ha smesso di chiamarmi mafioso. Gli ho fatto trovare la testa del cavalladondolo nel letto e ha smesso. Però gli anni 70 erano belli, io li ricordo comunque con grande amore. Chi se li ricorda gli anni 70? Dai, per alzata di mano. Non vergognate, erano belli o no? Signor, erano belli o no gli anni 70? Guardate, erano bellissimi, erano stupendi, eravamo tutti più belli, noi eravamo più belli, la gente, eravamo più belli. Guardate le foto dei vostri genitori o le vostre, eravamo bellissimi, i nostri papà, meravigliosi. Pantaloni a zampa d'elefante attillatissimi qua, camicie coi pizzettoni. Gli stivaletti di finta pelle con la cerniera interna, borselli come se piovesse. Le nostre mamme avevano delle pettine che sfidavano la forza di gravità. Io ho un rumore legato alla mia infanzia, che è questo. Ks, ks, ks. La lacca. 2 tubi da 1,5 litri a settimana. Le nostre mamme hanno fatto il buco nell'ozono. Mia madre c'ha sulla coscienza almeno un paio di orsi polari. Il bagno di mia mamma era laccato, non sto scherzando. Tu entravi, ti sedevi e rimanevi attaccato. Se c'era 2 centimetri di lacca sulla... Bello, però erano belli anni 70, non avevamo paura di niente. Eravamo allegri, spensierati, tranquilli, non ci spaventavamo di nulla, è vero o no? Fumavamo tutti e faceva benissimo. Facevamo le case con l'Eternit. Costava niente. Io ricordo di mio padre e mio nonno che segavano l'aste di Eternit a torso nudo la domenica. Ci facevano qualunque cosa e segavano, via, e respiravano, tranquilli. Papà, posso giocare con gli avanzi? Divertiti. Ti avanzava una cuffa di zeto, un secchio di detriti, buttalo in mare, il mare mangia tutto. Tranquilli, inquinavamo con un'allegria. Non c'erano vegani, vegetariani, non c'erano. Ti nasceva un figlio vegano, lo portavi al Gaslini, te lo mettevano a posto. Non c'erano, non c'erano. Ecco, i vegani hanno un unico grande, a me non mi sta, però hanno un unico grande merito sociale, hanno reso simpatici i vegetariani. Perché no, tu chiedi alla gente ti fa, ma ancora i vegetariani, belli ma i vegani. Perché essere vegano non è una scelta di nutrimento, c'è una religione. È una religione, sono dei pazzi furiosi, sono incredibili i vegani, sono... È vero o no? Non c'è, negli anni 70 non c'erano, magari c'erano, ma stavano fra di loro, nascosti. Si vedevano, che ne so, il venerdì sera nella loggia massonica segreta dei vegani e vegetariani e mangiavano dei cavolfiori in allegria, non lo so! Adesso no, sono attivisti e si rompono le palle. Adesso se tu vai in un ristorante e ordini una bella fiorentina di 1,4 kg alta 4 centimetri. Quando fa... Ora premetto che da buon carnivoro a me la carne non piace al sangue. Di più, un buon veterinario potrebbe ancora salvarla. Fai il primo taglio, dal nulla ti spunta un vegano, ma dal nulla, perché non li vedi arrivare, c'hanno il passo leggero. Ti spunta da dietro e ti dicono sempre la stessa frase, ti fanno: ma come fai? Ma come fai a mangiare un cadavere? Ma
con forchetta e coltello, guarda, è tenerissimo. Mangialo un po' anche tu che sei verde, ve li mangiati 2 proteine. Anzi, hai mangiato talmente tanti germogli di soia che se esci fuori e piove a germogli, ve li dai. Allora, c'è un ristorante a Milano dove io vado ogni volta che lavoro a Milano che si chiama La Mucca Allegra. E il proprietario è un ragazzone che si chiama Giorgio. È alto 1,80 m e largo 1,90 m. Quando non cucina animali morti, affila i suoi coltelli. Il più corto è 60 cm. Quindi il rumore preponderante che c'è da Giorgio è shiu, 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 shiu. L'ultima volta che sono andato lì, il vegano, dopo aver rotto le palle a me, è andato da Giorgio e gli ha detto questa cosa non vera, ma che loro si divertono tanto a dire ai ristoratori: lei, per legge, mi deve offrire un'alternativa vegana. Giorgio, in maniera molto cordiale e simpatica: se non te ne vai, l'alternativa vegana sei tu. Lo scrivo proprio fuori sul menù: oggi vegano, tagliato sottile. Ora, grazie, la signora ha fatto partire l'applauso. Non vi dico terra di mucche, io lo so qua. No, ma stai scherzando? Da queste parti ci sono delle sagre del bollito che portano via. Allora, lo so, io frequento. Qua ragazzi, come animali morti ci andiamo giù pesante. Allora, erano belli gli anni 70, vero o no? Erano stupendi, non c'erano i telefoni cellulari ad esempio. È un bene, un male, non lo so. Io so che i nostri papà nelle foto hanno una faccia così rilassata, perché i papà uscivano la mattina per andare a lavorare, rientravano la sera. Nessuno li controllava col telefono cellulare. Dov'è il papà? È al lavoro. E magari in mezzo ci metteva quell'oretta di adulterio che rende la vita degna di essere vissuta. Ma nessuno lo controllava. E se qualcuno, magari un'amica della mamma, faceva la spia, mi sa che è arrivata la scuola di pallavolo? Sì. Allora vado a chiudere. Devi arrivare qua. Vabbè, accoglieteli anche voi, è giusto. Faccio una chiusa qualsiasi a caso. Allora vi lascio solo con questa battuta. Università di Stanford oggi hanno fatto il primo esempio di clonazione umana con cocktail. Hanno mischiato i geni di un ateo con quelli di un testimone di Geova. È uscito fuori un tizio che suona i citofoni, ma non sa il perché. Buonanotte, grazie. Daniele Rocco, hai fatto bellissimo. Si aspettava la scuola, sono arrivati belli carichi. Voglio aspettare anch'io. Aspettiamo tutti qua. Daniele, non è stato Grazie, vi l'unico. voglio bene, grazie, buonanotte. Ma chiamiamo anche gli altri ospiti. Assolutamente. Siamo tutti qua sul palco. Chiamiamo Bruschetta. Ciao Bruschetta, Leunio Bruschetta dove è andato? È sparito, eccolo Tino. qua. Il nostro assistente Tino. Eccolo qua. Chiamiamo anche Maurizio Castiglioni. Ringraziamo Maurizio Castiglioni e Caffè Teatro, l'organizzazione. Maurizio, dai. Sali Maurizio, non fare. Vabbè, andate qua se volete vedere Ringraziamo il un nascosto. applauso. Ci ha dato l'opportunità di essere qua. Siamo contenti. Leunio, venite pure. Ringraziamo anche il Caffè Teatro comunque che ci ha mandato Caffè tutti Teatro qua. di Marghera di Samarate. Vieni qua, che bello, vieni qua. Oggi, signori, compie gli anni questa ragazza, Francesca Parrotta.